Allora Fabio, ti consegno le chiavi di tutti. Noi al sindaco abbiamo consegnato una chiave simbolica, una solo, perché raggruppa tutto, dai commercianti agli esercenti, alle partite IVA, agli artigiani, quindi tutto il mondo del lavoro che sta soffrendo. Quindi abbiamo detto al nostro sindaco che ci dia una mano a riprenderci in mano il nostro futuro. Noi abbiamo bisogno della nostra libertà e vogliamo solamente lavorare, non chiediamo niente di più. Però quelli che dicono che forse è troppo presto riaprire? Io credo che ci siano talmente tante misure di sicurezza che non vedo tutta questa pericolosità. Probabilmente chi dice che è proprio presto non ha un'impresa da mandare avanti. Quanto pensate di riuscire a tirare avanti in queste condizioni? Non si può tirare avanti, siamo già fuori di tutti i santissimi sacramenti, di tutti i santissimi limiti. Qui c'è anche il mondo dello spettacolo, di cui si parla poco o nulla. Sono comunque partite IVA, quindi con tutte le problematiche che conosciamo. Il guaio è che, a differenza di determinate categorie dove qualche linea, qualche direttiva è stata data, qui c'è il silenzio totale, Il problema è quando ci faranno riaprire. Per il momento non c'è nessuna disposizione oltre a guanti e mascherine. Siamo passati dalla esasperazione alla disperazione. È un dramma che a Roma evidentemente non capiscono. Voi avete una rappresentanza nazionale, interverrete? Interveniamo e anzi siamo già intervenuti perché il nostro Presidente di Confcommercio Nazionale Sangalli ha incontrato il Presidente del Consiglio Conte. Stiamo portando a Roma tutte le istanze e tutte queste richieste. Per cui la parola d'ordine oggi è lavoro in sicurezza. Per quanto riguarda Conegliano, noi stiamo mettendo in piedi con la variazione di bilancio alcune norme che permettono ai commercianti di respirare. Stiamo pensando ai plateatici, per cui amplieremo i plateatici senza aumentare quelli che sono i canoni dovuti. Verremo incontro con alcune situazioni che permetteranno loro di pagare le bollette per chi è in difficoltà. Sarà solo una prima risposta a quelle che sono le deficienze del momento.